Benvenuti a Il segno, appunti di grafologia. Il segno, dai tempi antichi, è stata la prima forma di comunicazione dell'uomo e con il passare del tempo dal segno siamo arrivati al simbolo e dal simbolo siamo arrivati alla scrittura. Questo angolo di studio, per un cammino di 10 puntate, sarà la casa della grafologia. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? Charlie Chaplin, un attore comico, ma anche sceneggiatore, regista, scrittore. Charlie Chaplin diventa famoso con la figura di Charlot, il vagabondo. E chi è Charlot? Un omino dalle raffinate maniere e dalla dignità di gentiluomo. Charlot rappresenta la ricchezza e la miseria dell'essere umano, ma con garbo. E cosa fa Charlie Chaplin? Lo assume completamente dentro di sé, che cammina da Charlot, si muove da Charlot, pensa, respira e scrive da Charlot. E chi ci dice tutte queste cose? La scrittura. Vedete, la scrittura si dispiega sulla pagina bianca come la pellicola di un film che scorre sullo schermo. E come un film, la scrittura ci racconta la vita delle persone, degli esseri umani, di ogni persona, e il rapporto che la persona ha con se stesso, ha con gli altri e con il mondo che lo circonda, dove trova allocazione. Oggi, quando noi guardiamo un film dall'inizio alla fine, possiamo bloccarlo e osservare il singolo fotogramma che va ad incastrarsi perfettamente in un contesto più ampio. Che cos'è il fotogramma? Il fotogramma è la singola immagine impressa sulla pellicola cinematografica. Ebbene, anche nella scrittura noi possiamo osservare il singolo fotogramma. E qual è? È la lettera. E la lettera è l'io. E qual è la scienza che studia questo fotogramma, questa lettera? Perché la lettera è composta da piccoli segni indivisibili che appunto danno vita alla lettera, alla parola, a una frase, a una pagina di libro, a un libro. E qual è la scienza che studia questo io? E quindi questi due elementi che devono andare ad incastrarsi perfettamente in un contesto più ampio, che è il mondo e della vita di tutti i giorni. È la scienza umana della grafologia, una scienza vasta, complessa, che richiede molta attenzione, molto ascolto, molto studio, molto amore, passione, ma soprattutto molta serietà. E allora in questo cammino noi ci avvicineremo a questo mondo della grafologia attraverso piccoli appunti, attraverso appunti semplici ma corposi, e io vi farò compagnia, ricordando che ogni essere umano, che sia uomo o donna, lascia un segno, perde un'impronta e traccia un solco.
per non essere mai dimenticato. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by.